Roberto Presu, presidente del Sassari Calcio Latte Dolce, alla partenza di una nuova stagione che arriva dopo la migliore stagione disputata sul campo dal tuo sodalizio. È chiaro che adesso c'è l'entusiasmo, c'è tutto quello che bisogna mettere sul campo con il lavoro, la preparazione per una squadra che deve mantenere alto il nome della società Sassari Calcio Latte Dolce. Roberto. Sì, c'è l'entusiasmo e c'è l'umiltà di ripartire da zero, perché si riparte con un nuovo campionato dove ci sono squadre che hanno cambiato e molto. Noi siamo una di quelle che ha cambiato di meno, abbiamo un gruppo consolidato, un gruppo che ha fatto bene, per cui ripartiamo con molta umiltà, ma certamente sicuri che il nostro gruppo, per quanto fatto in passato, anche quest'anno ci leverà delle soddisfazioni. E importanti investimenti anche per quanto riguarda il fronte dei giocatori, squadra rinnovata per una parte, ma con quel nucleo duro, il nocciolo duro della squadra che è rimasto lì, pronti a ripartire. Sì, esatto, squadra rinnovata per una parte, abbiamo fatto degli innesti molto mirati nei reparti dove ritenevamo di avere qualche carenza a confronto al passato. Abbiamo preso dei ragazzi molto validi, molto bravi, con innesti anche e soprattutto di giovani, perché dobbiamo perseguire quella che è la nostra filosofia di far maturare i giovani e continuare a dare loro sempre opportunità. Quindi partiamo da zero, siamo molto carichi. Aspettavamo questa giornata per ripartire, il mister, tutti quanti, ripartiamo da dove ci siamo lasciati, da Santa Maria Coghinas, e poi in cammin facendo vediamo. Grazie.